Dio sia lodato, ringraziamo la fa mucca, ma vinto ma fa mucca. E che cazzo, Maronna, e che cazzo. È arrivata la vittoria, e che cazzo. Oh, veramente, oh. Mamma mia, mi ha fatto pure, mi ha fatto. Ma è arrivata la vittoria. E io sapevo che vincevano oggi, io sapevo, me lo sentivo che si vinceva. Ma buonasera a tutti amici, da Napoli l'87, forza Napoles, grande vittoria del Napoli, di cattiveria, voglio, di cattiveria, sì perché il Napoli perdeva 1-0, primo tempo che l'ha fatto il Sassuolo la partita, il Sassuolo è partito forte, ha creato palle gol, ha trovato anche il gol dell'1-0, voglio, meritato contro Re, dove è andato anche vicino al secondo gol. Però nel secondo tempo un altro Napoli, veramente un altro Napoli. Circa dopo 10 minuti fa gol Allan e il Napoli capovolge la partita perché è il Napoli a fare la partita. Il Sassuolo schiacciato dietro, sì, ha avuto anche l'occasione di quella traversa che era pure fuori gioco di Obiang. Poi il Napoli ha scassato proprio tra Mertens, Callecon, Insigne, il pallone non voleva trasì, è entrato Mertens, anche Mertens, un po' loro che se li sono mangiati i gol, ma il pallone non voleva trasì, tenim una sorta un gol, voglio, dobbiamo andare da Padre Pio, dobbiamo andare a Benedici, a che chiesa, voglio, non lo so, a che parte a mai. Comunque, a Safa Maron, grazie a Dio, a vinto, e che Maron ero Carmine, veramente. Voglio veramente, la felicità è a 1000, ci facciamo un bel Natale, a meno male, ci mangiamo i panettoni, apriamo lo spumante, oggi è la giornata perfetta, no? Mamma mia, grande Napoli, grande Napoli. Difesa che, voglio, ho avuto paura perché Mario Rui e Insigne si sono fatti saltare come a due polli sul giocatore del Sassuolo che è andato vicino al 2-0 quando vincevano loro. Poi abbiamo segnato noi, abbiamo fatto la partita, ci siamo divorati, ancora ripeto, tanti gol, ma alla fine è arrivato il gol di Allan e poi voglio, nel finale succede di tutto. Callecon a porta libera piglia la traversa, Mertens che si mangia 2 o 3 gol, Insigne uguale, Zielinski, Chillato, Pecolo pare non tira a terra che i piedi, pure la sfortuna ci aiuta tanto oggi. Del Napoli mi è piaciuto Allan che ha fatto gol e come dopo il gol di Allan ha dato lo stimolo al Napoli per vincere questa partita. Il peggiore secondo me del Napoli è Fabian Ruiz. Mertens sì, è entrato, ha dato una scossa anche lui, anche se si è divorato tanti gol. Poi mi è piaciuto appunto Elmas quando è entrato, anche Elmas, voglio, quando è entrato ha dato 2 o 3 palle importanti, si è fatto sempre vedere in avanti, mi è piaciuta la fase difensiva perché sì, hanno fatto una sciocchezza di Mario Rui e Insigne, ma dopo si sono comportati bene, specialmente Manolas oggi mi è piaciuto tanto, come Meret, voglio, una volta Meret che ne parliamo a fa, ha salvato un gol su Traoré. Niente, giù, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 e godete insieme a me, facciamoci un bel Natale. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napoles!